Oggi Val d'Ario è stata punto di incontro del mondo dell'agricoltura e del mondo della pesca. Sono giunti infatti i trattori provenienti da varie aree del Veneto e una rappresentanza dei pescatori di Porto Tolle per manifestare in modo pacifico nei confronti di alcune decisioni del governo italiano ed europeo che sembrano non appoggiare il Made in Italy a favore di prodotti provenienti dall'estero, lavorati, a quanto è stato detto, senza seguire le rigide norme messe in campo dall'Unione Europea nei suoi territori, ma in maniera più permissiva. Gli agricoltori hanno voluto sottolineare la discrepanza tra il prezzo di costo del prodotto nei campi e il prezzo a cui viene invece venduto, talmente basso da non rendere un giusto ricavo all'agricoltore. Si tratta del primo punto della proposta programmatica di riforme nel settore agricolo, da loro proposto, che rivendica una corretta determinazione del prezzo del costo di produzione. Da gennaio alcuni tra gli agricoltori presenti questa mattina stanno portando questa manifestazione pacifica tra le varie città venete, riuscendo a riunire quasi 1 migliaio di trattori a Padova, dove sono riusciti anche a parlare con il prefetto. Oggi in Val d'Ario i trattori erano circa una trentina, con l'arrivo di altri previsto lungo l'arco della giornata. I manifestanti chiedono inoltre che le accise sul carburante ad uso agricolo vengano sospese, in modo da ridurre l'incisione di tale spesa sul costo di produzione e poter essere più competitivi sul mercato. Altri punti sono contenuti all'interno della proposta programmatica di riforme. Questi, oltre alla moratoria dei debiti fiscali e bancari, sono quelli di maggior rilievo. Il coinvolgimento dalla manifestazione non sembra aver fatto accoliti tra agricoltori e pescatori chioggiotti, almeno durante la mattinata. Il meteo non era tra i migliori e lo scarso preavviso hanno fatto sì che neanche i pescatori del Polesine siano potuti accorrere in massa. Per organizzare bus in modo da portare una delegazione cospicua serviva infatti qualche giorno in più rispetto al preavviso lanciato dal volantino, ma la poca affluenza ha deluso qualcuno tra gli agricoltori che stoicamente hanno preso parte a tutte le manifestazioni pacifiche che si sono tenute fino ad ora e che sono costate soldi, tempo e anche mal di fegato. I cereali esteri adesso fanno un giro strano, affermano, in modo che in Italia possa giungere grano coltivato senza il rispetto delle rigide norme europee e nazionali che vietano l'uso di alcuni prodotti nelle coltivazioni. Sappiamo cosa usiamo nelle nostre coltivazioni, hanno detto, ma finiremo col trovarci nei piatti chissà cosa. Dov'è la tutela del Made in Italy? La manifestazione autorizzata ha visto un importante dispiegamento di forze, presenti infatti la Digos, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Ma cosa volete? Sono un po' in imbarazzo a fare questo intervento perché insomma, mi ha contattato una signora che qualche tempo fa ha perso il marito, ha 2 figli minori e si trova purtroppo in una situazione di sfratto esecutivo. Mi ha raccontato abbastanza nei dettagli. Tra l'altro le hanno fatto lo sfratto, per carità non giudico nessuno, ma non riusciva a pagare le spese condominiali. Ha pagato anche il mese di febbraio e quindi per un importo di 1.000 euro le hanno fatto lo sfratto esecutivo e già la terza volta che rinvia. È abbastanza, insomma, una situazione di estremo disagio e onestamente mi sono anche un po' interessato, anche se so già che è una situazione difficilissima. Infatti mi hanno confermato che insomma ci sono tantissime famiglie che si trovano nella stessa situazione, abitazioni disponibili non ce ne sono. Ogni tanto capita qualcuno, ma ci sono 2 case libere là, 2 appartamenti. È vero, perché tra Ate e Comune è vero che ci sono degli alloggi liberi, ma sono da sistemare e non ci sono i soldi per sistemarli, perché un ente pubblico non può dare un'abitazione se non è assolutamente a posto con l'impianto elettrico, con tutto quanto in pratica. Allora, insomma, facciamo un appello a qualche anima buona, se può dare una mano a questa signora. La signora un suo affitto lo pagherebbe perché comunque lavora, lei non è che lavora,
non è che abbia uno stipendio mega galattico, ma insomma lavora e insomma se possiamo, se qualcuno, qualche anima buona ha una possibilità, magari lei sarebbe anche in graduatoria e magari non sappiamo i tempi, sicuramente non domani mattina. Tra l'altro, apro chiudo una parentesi, a certi soggetti hanno dato la casa con vista sulla laguna e devono stare 12 mesi, sono ancora dentro. Comunque chiudiamo questa parentesi, lasciamo perdere, non parliamo di certa gentaglia, che sappiate benissimo a chi mi riferisco, e quindi se qualcuno ha questa possibilità di dare una mano a queste persone, questa famiglia, il ragazzo minorenne è anche molto depresso, veramente invitiamo chi ha questa possibilità, ripeto, un affitto lo pagherebbe, certamente non una cifra molto, molto importante, però insomma un affitto sicuramente lo pagherebbe. È una brava signora e veramente se possiamo diamole una mano. Biasion Soccorso Stradale, convenzionata con le principali assicurazioni di assistenza stradale, garantisce il soccorso 24 su 24, 7 su 7, con professionalità e competenza. Carrozzeria Biasion e anche molto altro a Piove di Sacco, Padova, Ponte San Nicolò, Cavarzere, Chioggia, Campolongo Maggiore. Siamo con Milena Zaggia, una degli organizzatori di questa manifestazione. Come mai siete qui? Siamo qui perché il nostro settore è stato penalizzato, è penalizzato da anni, ma in questo momento sta veramente sopportando il massimo della sopportazione, scusate il giro di parole. E abbiamo già praticamente scandagliato i 7 punti di un documento programmatico che abbiamo spedito in pratica alle varie istituzioni. Diciamo che la cosa principale è che noi agricoltori, allevatori e arriveranno anche dei pescatori, non abbiamo bisogno di finanziamenti di Stato. Noi vogliamo solo che il nostro prezzo di produzione, il costo di produzione venga praticamente considerato. Dario Varotto, agricoltore di Padova. Flavio Meneghetti, agricoltore di Padova. Cantino Berto, agricoltore di Padova. E come mai siete qua? Siamo qui per protestare per i nostri diritti. Ci sono dei problemi seri in agricoltura, non riusciamo più a fare reddito e anche perché l'Unione Europea ci sta imponendo delle regole non giuste secondo noi. In che senso? Spiegati meglio. Il fattore del green Il Green Deal? Sì, il fattore del Green Deal che è un problema serio, sì è vero, ma non dipende solo dall'agricoltura, perché l'agricoltura non inquina, noi stiamo già usando delle tecniche all'avanguardia che non inquiniamo e vogliamo che ci venga riconosciuto il giusto prezzo. Noi non vogliamo sussidi dall'Unione Europea, vogliamo solo che si riconoscano il giusto prezzo dei nostri prodotti. Se mi pagano quello che vale effettivamente il prodotto, io non ho bisogno né della PAC né di tutti i finanziamenti che lo Stato sta dando in questo momento, perché con i finanziamenti ci hanno tolto la libertà. Noi vogliamo anche delle agevolazioni come eravamo prima sul prezzo del caro gasolio, che a noi ci costa molto, perché più aumenta il gasolio e più andiamo in perdita noi. Che i prezzi dell'agricoltura siano equi un po' per tutti, non che importino prodotti agricoli dall'estero non controllati. Noi ci fanno delle regole speciali che ci fanno per i trattamenti, per i diserbanti, per tutto l'insieme. A noi ci fanno un sacco di regole. Loro importano navi da tutto il mondo di tutti i prodotti, sia di cereali che anche di ortocoltura, che sono trattati con tutti i pesticidi del mondo, e qui la gente non sa niente, nessuno. I costi di produzione non ci sono riconosciuti e noi abbiamo tutti, purtroppo abbiamo i prodotti che arrivano dall'estero e che minacciano praticamente i nostri costi e i nostri prodotti nella vendita. Chiediamo effettivamente un protezionismo o un ricambio, nel senso che se io esporto o importo, ma il prezzo deve essere uguale per tutti, se no noi siamo veramente penalizzati. I magazzini sono pieni di cereali da un anno a questa parte, come mai? Che non dobbiamo avere i magazzini vuoti e fare il prezzo nuovo per i cereali 2024. Non mi importa che oggi sono pieni di cereali, da dove vengono? Dall'Ucraina, dall'America, da dove viene? Che prodotto è? È buono, non è buono? Noi abbiamo un prodotto buono, non possiamo mangiarlo, vendiamo il buono per importare cos'è. E le borse di Bologna, di Verona e di altre città
hanno fatto i prezzi del grano in discesa invece che tenere un prezzo costante. Quindi vuol dire che sta entrando molto prodotto estero. Non possiamo pensare che importino delle merci che sono praticamente trattate con i prodotti che noi non possiamo utilizzare perché ce li hanno vietati, e i nostri ragazzi, i nostri figli mangiano e noi stessi mangiamo delle cose che sono delle porcherie. Perciò è ora di dire basta a questo sistema che si sta penalizzando ma ci sta facendo morire. Stanno uccidendo noi. Noi stiamo, è già 2 mesi che stiamo manifestando, siamo stati a Verona, siamo stati a Rovigo, siamo stati a Venezia, zona Marghera, siamo stati a Padova. A Padova avevamo 985 trattori, a Treviso siamo stati 7-8 giorni fa, quindi la situazione è seria, le aziende non ce la fanno più a fare rezzo, ma è un problema che del consumatore non sa che perdendo le aziende agricole si perde territorio. Non abbiamo più quello che è il senso della produzione italiana vera e propria. Il Made in Italy per quanto poco è stato abbandonato. Ogni regione che andiamo ha dei DOP e dei OGP, quindi no, non dovremmo niente. Diciamo che i primi in Europa siamo i primi in Europa in tutto sulle cose sull'enogastronomia. Sì, in gastronomia siamo i primi, perché abbiamo materie prime di prima qualità, abbiamo prodotti di prima qualità, abbiamo tutti sia carni che verdure, tutto di prima qualità, non trattata, non fatto con tutto il resto. Lo stesso vale per i pescatori, per la pesca, che noi preferiamo mangiare il nostro pesce dei nostri porti perché mangiamo sempre il prodotto italiano, sano e italiano. Alla pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni si stanno sfornando le fragranti colombe pasquali, gusto classico e al cioccolato. Oltre alle golose paste, alle gustose torte e ai ricchi cornetti, le colombe di Sandro ti faranno gustare il meglio della pasticceria artigianale. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, Chioggia. Partiamo proprio su una formalità. Intanto lo dico proprio col cuore, complimenti, perché ho letto appunto che c'era questa iniziativa che ogni anno fanno queste cose. Io non so nulla contro gli extracomunitari, ci mancherebbe altro, però insomma è peccato che questa cosa pubblica venga utilizzata. Comunque stamattina a me l'unico che ha rubato è stato un italiano. Ecco. È riuscito malgrado cercassi, non si può. E questa è una cosa comunque da dire, che noi non abbiamo nessuna autorità per fermare una persona che volesse prendere un fiore e quindi danneggiare l'albero fondamentalmente. Certo. Noi non abbiamo nessuna autorità. Sarebbe bello che invece ci fosse la possibilità di averla questa autorità, magari che ce lo dasse il comune. Ma cosa vuoi, non ce la fai fare tutto, è un po' difficile l'amministrazione. Un cartellino, qualcosa che ti dà l'autorizzazione a bloccare la persona. Non è possibile. O chiamare perdonami, la polizia. Ci vorrebbe che ogni tanto, adesso vedi, fatica c'è, guarda, ci sono anche la polizia. Totalmente indifferente. No, non sono indifferenti, è che non ce la fai fare tutto. Vuole un po' il buon senso, noi cerchiamo di difendere anche un po' il buon senso. Infatti è molto bello questo. Io per esempio anche ieri ho raccolto molte con le persone che passavano la condivisione di quello che stiamo facendo, soprattutto dalle famiglie del Bangla, perché uscivano da scuola i bambini e si fermavano qua a guardare la mimosa e le mamme dicevano: vedete che bella, ci sono le persone che la stanno difendendo. Se non sbaglio pagate anche un servizio, il vostro comitato paga un servizio perché stia di notte a controllare. Infatti. Esatto. Sì, quindi se qualcuno vuole contribuire, come può fare? Se vuole dare un aiuto, cosa c'è un numero di... Io sono un riferimento per la raccolta dei contributi, se no bisogna andare sul sito di Albero Amico. Albero Amico? O Amico Albero, ok. Dopo casomai mi date i riferimenti. Io vi ringrazio e... Dopo, se lei nota, sì? c'è una bella telecamera sì. sulla mimosa. Sì, è vero, sì. Che si potrebbe usare magari per chi danneggia l'albero. Certo. Per dargli una bella multa. Certo, certamente. Lei cosa dice? Non importa, ma tu lo vedi. Cosa? Sono arrivato adesso. Quando ti viene Ma lo sa che stanno difendendo l'albero? Per la difesa fanno sì. bene, Bene. perché purtroppo ogni tanto qualcuno va.
Sì. Infatti. Io mi sono anche in mezzo alla strada per... Mi raccomando che non le investano. No, sperando che si fermasse qualche macchina, no? Che mi desse una mano, ma proprio... Vabbè, dai. Nel momento dell'attacco dici? Sì, nel momento dell'attacco. Comunque cerchiamo di non regalare più le mimose, diamanti, Ecco, che sono soprattutto. sempre più belle. Ma scherzi a parte, lasciamo la mimosa alla Lasciamo le mimosa. mimose così e i fiori. Bisogna anche dire che l'albero ha bisogno di una potatura, ha bisogno di essere diciamo di avere Curato. perché era pieno, prima era pieno di cocciniglia, questo per esempio questa ramo qua io l'ho pulito dalla cocciniglia e gli ho dato l'antiparassitario, però noi siamo nessuno come al solito, il comune dovrebbe almeno o darci l'autorizzazione o fare lui qualcosa. Sentite Brugnaro è sempre molto attivo, sentite cosa dice? Sì. Attivissimo. A rovinare i territori, molto. Va bene, solo vogliamo. Ciao a tutti, grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi, grazie. Le 1001 notte di Elisa cambia l'esposizione e nell'occasione svuota tutto. Tutti gli articoli esposti, letti, materassi, guanciali e poltrone relax che trovi esposti in negozio, li trovi a prezzi da favola. Le 1001 notte di Elisa, riposi bene e risparmi, Viale Mediterraneo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Siamo per Chioggia Azzurra con Paolo Mancin, vicepresidente del consorzio Pescatori di Scanovaro. e anche voi qua insieme agli agricoltori e agli allevatori, come mai? Siamo stati invitati dai nostri colleghi agricoltori per dare un sostegno alle loro battaglie, chiamiamo così battaglie, ma non sono battaglie, per le loro richieste, perché anche noi subiamo da tempo una crisi incredibile, inaspettata che sta annegando il nostro settore, quindi siamo anche noi qua a partecipare con gli agricoltori per chiedere alla regione e al governo degli aiuti che da tempo chiediamo. Che tipo di aiuti? Il vostro problema principalmente, essenzialmente, è ormai il granchio blu. L'altro giorno il vostro sindaco è stato in Europa all'evento organizzato dall'onorevole Conte proprio per parlare, per discutere in modo approfondito e mettere a conoscenza anche gli altri del vostro problema. Cosa chiedete? Cos'è che non avete ancora, che vi è stato promesso ma non avete ancora avuto? Chiediamo lo stato di emergenza che la regione più volte ha sollecitato al governo e non c'è ancora stato dato. Cos'è che serve questo stato di emergenza? A bloccare i mutui delle famiglie, a sospendere i contributi previdenziali e inoltre chiediamo aiuti per la cattura di questo maledetto granchio blu, perché da tempo il consorzio sta con le proprie forze sta sostenendo una spesa incredibile per la cattura e lo smaltimento di questo granchio. Stiamo difendendo il territorio e l'ambiente polesano e anche le spiagge da questo granchio solo con le nostre forze. I pescatori non possono in eterno sostenere queste spese. È possibile perché dobbiamo noi adesso tentare di seminare e di proteggerci. Tentare, hai detto giusto, tentare perché non è detto che... Noi stiamo costruendo delle reti, dei recinti, dopo li abbiamo già fatti, altri ne verranno costruiti in questi giorni, tempo permettendo. Stiamo cercando di sopravvivere, però abbiamo bisogno di sostegni forti dal governo, dalla regione, da qualcuno, perché non possiamo in eterno stare in piedi in questa situazione. Situazione difficile e, come hai detto prima, inaspettata. È stato un fulmine a ciel sereno. Situazione difficile e complicato da gestire in tutti i sensi. Si parlava in questa riunione che è stata fatta, la cattura anche entro le 3 miglia, secondo voi apporta qualche beneficio? Secondo noi porta sicuramente benefici, ma la lotta certamente è una, perché difficilmente la comunità europea farà una deroga da questo genere, però bisogna tentare, perché le femmine quando entrano dai laguni il modo giusto è catturarle alle bocche di porto. Però la lotta grande invece è una. Le lagune sono diventate un territorio sterile, ma i pesci piccoli, i molluschi, tutto è stato degradato. Non c'è più la biodiversità che c'era fino a un paio d'anni fa. Il problema grande è che presto, come avevamo già detto da luglio dell'anno scorso, presto arriverà l'estate ancora, e granchio sono sulle spiagge, non so come andrà a finire da Jesolo
ai lidi romagnoli. Diciamo che diventerà un problema non solamente per la pesca, ma un problema anche per il turismo e quello toccherà un tasto molto dolente per tutta la costa veneta. Noi stiamo difendendo da soli. Non vi sentite sostenuti da nessuno, siete da soli a fare questo. Noi è da luglio che andiamo avanti, oggi siamo a marzo, tante belle parole, tanti bei discorsi, però di sostanzioso ad oggi non c'è niente. Il consorzio ha ricevuto del 1.200.000 euro che ha speso finora, ha ricevuto solo 340.000 euro dal governo. Carne al fuoco, specialità carne. Sughi gustosi, tagli ricercati, ricchi panini e i capricci di mare. Dal lunedì al venerdì puoi scegliere anche l'ottimo menù carne al fuoco, diverso ogni giorno. Il tutto servito o take away. Carne al fuoco in Viale Umbria a Sottomarina.